Buongiorno, oggi conosciamo Marco Anfuso di Regran SRL ed è un'azienda specializzata nella progettazione e installazione di impianti fotovoltaici. In quale anno ha dato vita al suo percorso imprenditoriale? Salve, allora il mio percorso imprenditoriale come Regran inizia nel 2007, anno di fondazione della nostra società. In realtà avevo avuto già, diciamo da sempre, ce l'avevo nel sangue forse di diventare imprenditore. Da quando ero bambino che nella scuola elementare fondai un giornalino che andavamo a vendere all'interno della scuola, poi da appena laureato nel 1995 iniziai a lavorare nello studio di ingegneria di mio padre e lo trasformai ben presto in una società di ingegneria. E poi ebbi una folgorazione, ecco, per le energie rinnovabili e allora fondai nel 2007 appunto Regran. Ecco, ci colleghiamo alla seconda domanda. Come nasce questa sua idea del fotovoltaico? Fotovoltaico allora nasce l'idea a fine anni 90. Fui contattato come ingegnere appunto da una società che doveva sviluppare una centrale di produzione di energia assimilabile alle rinnovabili, in particolare di produzione di energia elettrica da gas residuale di scarto dei pozzi di petrolio. Fu una cosa molto bella perché da gas veniva bruciato in torcia, appunto creammo una fabbrica per la produzione di energia elettrica che produceva ben 5 megawatt. Fui così bravo, diciamo, come ingegnere civile che loro mi affidarono poi il ruolo di direttore tecnico all'interno di questa centrale, quindi ebbi a che fare sempre più con le energie assimilabili allora e poi rinnovabili. Infatti facemmo anche il progetto di una torre eolica che poi appunto abbiamo installato nei primi anni del 2000. Poi studiando, informandomi, scoprì la tecnologia fotovoltaica, per cui ebbi una vera e propria folgorazione, cioè il fatto di un oggetto che colpito dai raggi del sole produceva energia elettrica mi appassionò moltissimo. Così nel 2005, quando finalmente uscì la legge sul conto energia, il primo conto energia, che fra l'altro uscì proprio il giorno del mio compleanno, neanche a farla apposta, il 14 settembre del 2005, iniziai a realizzare degli impianti per me e li proposi ai miei clienti da ingegnere, che però diciamo mi risposero tutti che volevano avere un unico interlocutore per il chiave in mano. A quel punto lì interpellai il mio attuale socio, l'ingegnere Paolo Grande, che era un ingegnere elettrico molto addentro, molto preparato, e fondammo Regran, il cui acronimo appunto è Renewable Energies Grande Anfuso. E da allora in poi iniziò questa nostra splendida iniziativa. Bene. In che modo la vostra azienda riesce a promuovere il prodotto che offrite al mercato? Allora, diciamo che fondamentalmente la maggior parte dei contratti che arrivano grazie al passaparola, perché ecco, se uno lavora bene poi arrivano gli altri contatti. Noi ovviamente ci promuoviamo sui social, su internet, organizziamo eventi, sfruttiamo anche i canali possibili. Noi siamo associati dall'inizio del 2007 a Confindustria, organizziamo spesso eventi in Confindustria per promuovere quelle che sono le iniziative che possono appunto essere un'opportunità per gli imprenditori. Per esempio parliamo dei vari conti energia, incentivi vari che vengono dati. Però ecco, fondamentalmente poi alla fine la maggior parte dei nostri contratti arrivano dal passaparola. Abbiamo anche una detta stampa e diciamo ci promuoviamo anche a livello nazionale grazie alle notizie che riusciamo a creare fondamentalmente. Bene. Mi sa dire quali sono le sfide che ogni giorno la sua impresa deve affrontare? Allora, guardi, le sfide sono tantissime, perché intanto la sfida più grossa al momento è quella del personale. Noi abbiamo già una cinquantina di ingegneri, fra ingegneri, architetti e tecnici vari interni alla nostra struttura, più una ventina di installatori. Però, diciamo, siamo sempre alla ricerca di nuovi ingegneri elettrici, ma è una cosa veramente, guardi, mi creda, un'impresa difficilissima, perché purtroppo non ci sono molti ingegneri, soprattutto nel campo appunto del settore elettrico. Ne servirebbero decisamente di più. Altre sfide che affrontiamo, guardi, è la burocrazia. La burocrazia è veramente un disastro, c'è poco da fare. Noi per realizzare diciamo, un impianto fotovoltaico di una certa dimensione abbiamo necessità di fare oltre 80 elaborati e coinvolgere più di 32 enti.
è una cosa veramente impossibile. Le dico solo che ci vuole probabilmente un decimo del tempo per la costruzione di un impianto rispetto al tempo per avere l'autorizzazione. Con questo penso di chiarire la questione abbastanza bene. Queste sono le sfide più grosse che abbiamo. Le sfide più grosse. E poi per ultimo le vorrei chiedere quali consigli darebbe a un giovane imprenditore che si sta affacciando nel mondo del lavoro? Allora, guardi, il primo consiglio che darei intanto è quello di seguire i propri passioni, o le proprie passioni, o assecondare, se ne ha, i propri. Questa per me sarebbe la cosa, diciamo, più importante di tutti. Dopodiché però bisogna essere sempre pragmatici, quindi avere degli obiettivi chiari, raggiungibili, misurabili, suddivisibili, questa è la cosa importante, cioè step by step, perché se uno si pone già degli obiettivi troppo grossi, probabilmente poi non li raggiungerà mai. Quindi obiettivi sfidanti ma raggiungibili. Poi di studiare sempre al massimo, cioè anche dopo l'università o il liceo, quello insomma la scuola che fa, ma continuare sempre a studiare, aggiornarsi sempre continuamente. E poi diciamo se vuole veramente una cosa, di essere tenace e determinato, perché la tenacia è per distacco, senza ombra di dubbio, la dote più importante che un imprenditore oggi deve avere, perché proprio, come dicevamo prima, per tutte le sfide che bisogna superare, se non si è tenaci, certamente non si raggiunge il successo. Il successo poi cos'è? Secondo me il successo è quello di fare ciò che piace fare, farlo col massimo impegno, in maniera da essere proprio felice. Un altro consiglio che darei è quello certamente di specializzarsi. Oggi il generalismo è una cosa che non funziona, bisogna essere molto, conoscere bene veramente tutto quello che uno deve andare a fare. Conoscere sempre, un'altra cosa fondamentale è conoscere le condizioni al contorno nella maniera più assoluta per poter prendere le decisioni nella maniera più importante. Ovviamente sempre consci dei propri pregi, dei propri difetti e migliorarsi ogni giorno. Questo è l'ultimo consiglio che do, è quello proprio di, una volta cristallizzati i propri valori, quindi capire quello che si vuole fare rispettando assolutamente i propri valori, che è la cosa più importante, quello di giorno per giorno provare a migliorarsi. Questo è il suggerimento più importante che do. Bene, grazie per la sua testimonianza e complimenti per la sua realtà imprenditoriale. Grazie a lei. Buon lavoro e buona giornata. Grazie, arrivederci. Grazie, buongiorno.